l'agricoltura in Italia ha fatto un cammino, no? Abbiamo avuto dei periodi tra le due guerre in cui c'era una selvicoltura produttivistica, cioè si tentava di ricavare il più possibile dai boschi, quindi si gestivano i boschi in modo da avere il massimo rendimento in legna da opera e in legna da ardere. Dopo, negli anni 80, così 80-90, si è veramente, anche prima, ma si è cominciato a vedere che i boschi avevano anche tutte queste importanza ecosistemica, si è cominciato a parlare di ecologia, di biodiversità, di tutte queste altre cose. Cioè, in realtà si è cominciato prima, ma negli anni 80 si è cominciato ad applicarle alle scienze forestali. E si è cominciato a dire, sì, va bene la produzione, ma va a discapito dell'ecosistema, cioè noi per produrre di più stiamo distruggendo l'ecosistema e anche i servizi ecosistemici che li perdiamo, no? Ed è nata la selvicoltura naturalistica. Questa selvicoltura naturalistica è stato un fiore all'occhiello dell'Italia, che voleva dire cosa? Copiamo dalla natura. Dopo aver fatto tutto il contrario per anni, cioè tagli raso che la natura non ha mai fatto, strisce di sapete come le strisciate a raso, cioè tagli tutto e dopo ripianti, oppure nascono le piante da sole, ma dopo facevi un bosco tutto a scale, no? Oppure per esempio i galli cedroni o animali come quelli, da tanti boschi della Francia, dell'Austria, della Germania erano spariti perché? Perché è chiaro che quando tagli raso gli animali poi si trovano disturbati, non trovano più le loro piante, no, spariscono, quindi sono tante cose. Quindi cosa succede? È successo? Si è cominciato ad applicare questa selvicoltura naturalistica, copiando dalla natura. E quindi qual era il taglio ideale? Il taglio saltuario, vuol dire taglio una pianta qua, una pianta laggiù, come capiterebbe in natura, una cade là in fondo, un'altra cade a 100 metri di là e così via. Si chiama taglio saltuario per piede d'albero. I veneziani lo facevano già in Cansiglio e anche a Sommadida perché avevano capito che se volevano trovare sempre bei faggi per i loro remi o begli alberi maestri per le loro navi, dovevano tenere il bosco più strutturato possibile, non alterarlo.